Confronto su temi fondanti di forte contrasto fra le religioni e le credenze dei discendenti di Abramo. Nella casa di Abraham, casa di preghiera per tutti i popoli, si svolgono gli studi, custoditi nelle mani del Morè, risalenti alla più antica tradizione orale di Abramo, padre di una moltitudine di nazioni secondo le tradizioni ebraica, cristiana e islamica, tradizione ricevuta tramite conoscenze ereditate dal Morè ebreo. La casa di Abraham ha dato vita ad incontri, conferenze, dibattiti, studi, libri e ha partecipato a diverse manifestazioni che promuovono il dialogo aperto, franco e rispettoso tra diversi campi religiosi e senza preclusioni. La casa non accetta riferimenti o condizionamenti politici, razziali, etnici, di genere o religiosi. Per la casa tutti gli esseri hanno pari dignità davanti a Dio Altissimo. Bravo! Per aver rivelato lodevole sensibilità nell'assegnazione del riconoscimento. C'è la firma della Presidente nazionale e poi questo è tuo, e poi faremo la foto, poi c'è anche questo, vediamo dove si apre qui. Ecco, allora questo qui è la targa. Grazie a tutti voi per essere qui. Sono sinceramente felice di ricevere questo prestigioso premio Udine Città della Pace 2024 e ringrazio dal profondo del cuore il Club per l'UNESCO di Udine per aver scelto di dare valore al lavoro che con la Casa di Abraham stiamo portando avanti da oltre 40 anni. Ringrazio in particolare la sua Presidente, la dottoressa Renata Capria Daronco, e tutta la giuria, il sindaco di Udine, dottor De Toni, il presidente dell'ANCI Friuli, dottor Favot, il magnifico rettore dell'Università di Udine, dottor Pinton, il presidente della Fondazione Friuli, dottor Marantini. Un ringraziamento speciale va alla passione di Lorena Bukovac ed alla capacità ed all'ardore degli artigiani della generosa terra di Friuli che hanno sapientemente profuso la loro proverbiale perizia nella realizzazione del manufatto dell'armadio del sacro. Qui sono contenuti testi ed altri oggetti che hanno accompagnato i nostri studi di tutti questi anni, studi che hanno un solo scopo, la pace, duratura nella casa di Abramo, il patriarca riconosciuto da tutte le forme storiche assunte dall'ebraismo, dal cristianesimo e dall'Islam, il padre di una moltitudine di nazioni, in cui saranno benedette tutte le genti della terra. Questa radice di pace e di fratellanza che Papa Francesco ha voluto rimarcare e ribadire proprio ad Ur dei Caldei, città da cui Abramo partì per compiere il volere di Dio Altissimo su di lui, parte dalla terra di Friuli per arrivare a Gerusalemme e fruttificare per tutto il mondo secondo la volontà di Hashem, Dio Altissimo. Shalom, salam, pace.